Stavano cominciando a pulire una cisterna su un rimorchio adibita al trasporto del catrame liquido, quando le esalazioni hanno fatto perdere i sensi ad un operaio e poi ad altri due colleghi che nel tentativo di prestare aiuto hanno avuto la stessa sorte. Con loro anche il titolare, che dopo aver chiesto aiuto è svenuto, ma è stato estratto grazie all'azione di 3 operai di un'azienda vicina accorsi prontamente alla richiesta di soccorso. Sono tutti in prognosi riservata. Il gravissimo incidente sul lavoro alle 17:50 di ieri sul piazzale della SMV a Galliera Veneta in provincia di Padova. Il titolare è Walter Franco, di 54 anni, i collaboratori, tutti di origine romena, hanno 47, 63 e 51 anni. L'azienda, che ha sede nella zona industriale della cittadina padovana, è specializzata nell'allestimento e riparazione di cisterne stradali e container intermodali. È in attività dal 2003 e dal 2015 ha la sua sede operativa a Galliera Veneta, impiegando una decina di persone. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da nord-est. Io sono Jack Calcetto. Oggi è martedì 4 giugno 2024, la prima notizia del giorno riguarda l'ennesimo infortunio sul lavoro in Veneto, in questo caso in provincia di Padova, Galliera Veneta. Intossicati dalle esalazioni, cadono dentro la cisterna, 4 in prognosi riservata. Questo è il titolo dell'articolo sul Gazzettino di oggi, a firma di Michelangelo Cecchetto. Padova, soccorsi il titolare della SMV di Galliera e 3 dipendenti. Il mezzo era adibito al trasporto di catrame liquido. La notizia anche sul Corriere del Veneto: intossicati dalle esalazioni di bitume, 4 ricoverati, 2 sono gravi. L'incidente alla SMV di Galliera. Gli operai sono caduti nella cisterna e il proprietario ha tentato di salvarli. Sul Corriere del Veneto l'articolo è di Matilde Bicciato. Spisa al lavoro, la cisterna era vuota ma evidentemente ancora satura dei fumi del catrame, e il quotidiano pubblica le foto della cisterna appunto con i vigili del fuoco, altre foto dell'azienda di Galliera Veneta, teatro dell'incidente, e il primo piano di Enrico Scapin, il soccorritore che è riuscito a dare l'allarme e che racconta: ho sentito le grida dell'ultimo uomo che stava per entrare nella cisterna e poi l'ho trovato svenuto. Dichiarazioni anche dei dipendenti sulle pagine del Corriere del Veneto: siamo sotto shock, non era mai accaduta una tragedia simile, per fortuna abbiamo evitato la tragedia, dicono alcuni dei dipendenti delle ditte vicine alla SMV. Fortunatamente siamo tutti vicini e questa è una zona industriale in cui si concentrano molte ditte, spiegano ancora. E poi c'è un secondo articolo, sempre sulle pagine del Corriere del Veneto, di Marianna Peluso, con le dichiarazioni dei sindacati e i dati sugli infortuni sul lavoro. Nel 2023 101 morti, numeri in calo, ma adesso servono più ispettori. Questo è il virgolettato di CISL e UIL, che chiedono ancora con forza l'istituzione del reato di omicidio sul lavoro. Troppo spesso le norme sulla sicurezza vengono sacrificate in nome di una maggiore produzione, dice Scavazzin della CISL. E poi Zanetti Will: in Veneto sono 119 gli ispettori ordinari e meno di 50 gli ispettori tecnici che si recano sui luoghi di lavoro, numeri bassissimi naturalmente se confrontati con la quantità di aziende, di attività presenti sul territorio regionale. Altre regioni hanno percentuali e tassi di controlli e controllori molto più elevati rispetto alla produzione presente sul territorio. Ma voltiamo pagina e proseguiamo la rassegna stampa di oggi, spostandoci sulle pagine dei quotidiani del gruppo NEM. Si parla del femminicidio nel padovano. Giada Zanola, la vittima, la donna gettata giù dal cavalcavia sulla 4 dal compagno, o almeno così sembra dalle prime ricostruzioni degli inquirenti. Ma la notizia di oggi riguarda la mobilitazione: giustizia per Giulia e Giada. Il grido dei familiari della mamma uccisa durante il corteo con 2000 persone, presente anche Gino Cecchettin, che dichiara: non so veramente cosa stia succedendo. E allora leggiamo le prime righe dell'articolo di Edoardo Fioretto e di Giusy Andreoli, che raccontano la manifestazione di ieri sera. Le fiamme vacillano ma non c'è vento. Nella penombra le fiaccole si riflettono nitide
sugli occhi lucidi delle 2000 persone che si sono ritrovate ieri sera a Vigonza per la fiaccolata in memoria di Giada Zanola contro i femminicidi. Un uomo si avvicina con passo silenzioso alla casa di Giada e Andrea Favero, da dove il corteo sta per partire, stringe la mano a uno dei familiari, poi con un abbraccio che non sembra finire più saluta uno a uno gli zii e i cugini della 32enne arrivati da Brescia. Quell'uomo è Gino Cecchettin, il papà di Giulia. Non so veramente cosa stia succedendo, dice ai parenti. Se fosse una malattia uno se ne farebbe una ragione, ma morire così no, non si può più sopportare, dice lo zio di Giada, Ivo Maurina, arrivato da Brescia. Chiediamo che sia fatta giustizia per Giada, per Giulia e per tutte le vittime di violenza. Questo e poi prosegue naturalmente il racconto della fiaccolata di ieri sera, ma prosegue anche la rassegna stampa di oggi. Allora, sempre sulle pagine dei quotidiani del gruppo NEM, un anniversario, i primi 10 anni dall'inchiesta che terremotò il Veneto. Parliamo del maxi scandalo Mose. Già ieri se ne parlava sulle pagine del Gazzettino con un'intervista a Giancarlo Galan, ma vediamo oggi i quotidiani del gruppo NEM. Mose, 10 anni fa, la grande retata, il caso di corruzione più clamoroso nella storia della Repubblica. Renzo Mazzaro ricostruisce la vicenda che in buona parte ruota attorno al nome, al volto di Giancarlo Galan, ex presidente della regione del Veneto. Galan che parla anche oggi e lo fa appunto sulle pagine dei quotidiani del gruppo NEM, dichiarando: hanno colpito solo me, cosa resta avvolto nel mistero, le zone d'ombre della vicenda, leggiamo appunto sulle pagine dei quotidiani. E poi i dati sullo scandalo Mose, appunto nell'articolo di Renzo Mazzaro: come fatturato criminale 1 miliardo, la vicenda batte 10-1 Mafia Capitale. L'inchiesta puntava a Roma, c'era pure un controspionaggio interno a pagamento. Poi i quotidiani del gruppo NEM pubblicano l'elenco dei processi con condanne, assoluzioni e prescrizioni, a partire da Giancarlo Galan, ex presidente della Regione Veneto, patteggiamento penale di 2 anni e 10 mesi e confisca di 2,6 milioni di euro, condanna della Corte dei Conti a risarcire 5,2 milioni di euro. E poi Renato Chisso, ex assessore regionale ai lavori pubblici, patteggiamento penale 2 anni e 6 mesi, condanna della Corte dei Conti a risarcire 5,3 milioni di euro. Giorgio Orsoni, ex sindaco di Venezia, prescrizione e assoluzione da 2 episodi di finanziamento illecito. Secondo l'accusa, uno sarebbe stato in nero e l'altro in chiaro, ma appunto prescritto e assolto. E poi ancora altri: Amalia Sartori, ex parlamentare di Forza Italia, assolta dall'accusa di finanziamento illecito. Maria Giovanna Piva, ex magistrata alle acque, prescrizione e assoluzione. E così via con tutti gli altri protagonisti. C'è poi un altro articolo di Alberto Vitucci che racconta un po' come funzionava il sistema Mose: concessionario unico e gare senza appalti, un sistema di potere che foraggiava tutti. Così fu scoperchiato il vaso, Mazzacurati pagava tutti, politici, magistrati generali, imprenditori, giornalisti e perfino la curia. In un primo momento i costi del Mose erano stimati in 1,5 miliardi di euro, ma poi sono passati a oltre 7 miliardi. Tra gli indagati anche l'allora sindaco Giorgio Orsoni, finito agli arresti domiciliari, poi è stato prosciolto. Insomma, questa la vicenda che compie adesso 10 anni, appunto il 10° anniversario dal maxi scandalo Mose. Un caso di corruzione che non ha confronti, non ha eguali nella storia della Repubblica Italiana. Il più grande caso di corruzione a partire dal secondo dopoguerra, infatti viene spesso così definito. Ma andiamo a chiudere la rassegna stampa di oggi con alcune notizie flash. La prima, tornando sulle pagine del Corriere del Veneto, riguarda lo sport, il rugby in questo caso. Petrarca, lo scudetto più bello, adesso il futuro è la Superlega. Padova tricolore dopo la partenza da sfavoriti, la svolta è arrivata con la vittoria su Rovigo. Il presidente Banzato racconta: sono un presidente fortunato perché ho l'onore di guidare un club storico e titolato. Vittoria da sfavoriti, qui lo dicevamo per scaramanzia, ora non mi accontento più. Ma quali sono le squadre italiane al top, che giocano quindi nel campionato più alto, lo United Rugby Championship? Si tratta di Benetton Treviso e Zebre Parma.
Il Petrarca Padova ha battuto il Viadana 28-10 sul campo neutro di Parma, è il 15° scudetto e quindi ora si punta appunto allo United Rugby Championship. Noi ci stiamo provando, dice sempre il presidente Banzato, ma è una questione molto complicata, ci sono ragionamenti di tanti tipi dietro e insomma vedremo come andrà questa vicenda del Petrarca Rugby di Padova. Nel frattempo altre due notizie. Di nuovo sulle pagine dei quotidiani del gruppo NEM, un articolo di Francesco Furlan inviato a Rovigo racconta la logistica e i trasporti a nord-est, in particolare le nuove vie autostrade blu, il rilancio. Si tratta dell'idrovia Mantova-Chioggia con un piano di sviluppo al 2030. Arriva lo studio Ambrosetti per Confindustria Veneto Est, sarebbero attesi benefici per 1,4 miliardi dalla creazione appunto di questa idrovia in grado di collegare Mantova a Chioggia. E poi l'ultima notizia di oggi riguarda la politica regionale, in particolare verso le elezioni europee. Le associazioni venatorie impallinano Berlato. Questo è il titolo dell'articolo di Alda Vanzan sul Gazzettino di oggi. La cabina di regia nazionale consiglia di votare l'azzurro Tosi e la leghista Conte. Questi sono i cacciatori. Il politico di Fratelli d'Italia ringrazia e rispolvera la mimetica, dice: bene, avrò più consensi grazie ai dirigenti della famigerata cabina di regia, senza il loro sostegno prenderò più voti, dice Berlato a proposito di questa indicazione di voto delle associazioni venatorie nazionali. L'organismo ha segnalato i candidati vicini alle doppiette, sarebbero soltanto 3 a nord-est, appunto secondo queste indicazioni di voto, ma Sergio Berlato, esponente di Fratelli d'Italia, conta di avere ancora più sostegno invece proprio dai cacciatori veneti. Per oggi è davvero tutto, grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto, a tutte e tutti voi una buona giornata.